Casa più bella, sì, questa. Guardavo. Ma voi parlate più in dialetto o in italiano? No, no, in dialetto, dai. Il nostro dialetto se capiamo meglio. Perché se inutile parlare l'italiano che dopo non sapevamo parlarlo. In casa parlo sempre il dialetto veneto qua a Moyer, però a Fiol parla ogni tanto ma raramente. A Fia non lo capisce il dialetto perché ha studiato fuori e così andiamo avanti, così perdiamo anche il dialetto che avevamo, la nostra bella lingua. Vuoi un tocchettino di formaggio? Biondo? Beh, penso di sì che si va perdendo perché a scuola vuoi insegnare l'italiano tutto quanto e se peccato perché se è bello è il dialetto nostro. Con mio cognato che si sque, ma mia cognata, mia sorella che fa, che non capisce le sque e ciotole. Suocero, guarda che voi portate in televisione. No, ti porta in televisione, non mi. No, ti porti in televisione. Ti, che tu detto che siamo in crisi con i fiori. Ma crisi, che crisi? Che abbiamo sempre venduto fiori, no crisi. Siamo in ripresa. Fiori non ha crisi. E ora che ha ragione Renzi che siamo in ripresa. Il dialetto si parla sempre meno, perché la gente anche nelle scuole ormai ci siamo un po' italianizzati, diciamo, ecco. Sono cambiate un po' le cose, a differenza di una volta che il dialetto era la lingua madre. Spero proprio di no, perché se scompare la lingua veneta, scompare la cultura veneta. Ma non penso comunque si devo fare di corsi in lingua veneta. Ma i giovani lo parlano sempre meno. No, non si è detto che io parla meno. All'inizio fino a una certa età, fino ai 12-13 anni magari sì, però dopo quando inizia un po' a uscire, dai 14 anni inizia a parlare il veneto. Non ti fa niente perché le massa abusi, tutto scusa. Logicamente dopo quando i bambini vanno a scuola gli insegnanti pretendono che parlino l'italiano, però a casa la lingua principale è il dialetto veneto. È bello parlare in dialetto. Secondo me sì, se perché perde questa tradizione qua. Anche io a casa non lo parlo con le mie bambine. Però glielo insegnerà. Beh, ne parliamo, sì, qualche parola la diciamo, sì. Cosa gli potrebbe dire alle figlie in dialetto? Ci faccia sentire. Vi voglio bene tanto.